Friuli Venezia Giulia welcomes the return of Open Cellars for San Martino. As wineries across the region open their doors to showcase autumn's rich colors and flavors. Open Cellars from San Martino, but what is San Martino? Yeah, San Martino is the day during all the year where we in which we celebrate the agriculture, and is a particular day is the time in which we really appreciate all the work that we made during the season, and the for us, the grapes are in the cellar. The wine is almost ready for the aging, and so it's a very happy day. Cantine aperte danno la possibilità di scoprire anche Villa Russiz. Cosa possiamo scoprire qua? Beh, Villa Russiz è una scoperta incredibile perché è la culla della vinificazione del Coglio, cantina creata nel 1868 da Théodore de la Tour, il primo che ha importato i vitigni francesi nel Coglio e ha creato un'azienda di vinificazione a livello internazionale. E in più tanti scopriranno una bellissima storia sociale che ci contraddistingue. You can come here and visit our cellar, our special aging cellar, the Barricaia, and taste some wines and aspire this particular air with romantic feelings. And this weekend, the Cantina Aperte on San Martino is special because we have an interpreter with Tibetan bells that gives us more and more feelings